Ha toccato quota 10.000 la raccolta di firme per la riapertura delle case chiuse e la mobilitazione per il referendum abrogativo della legge Merlin non va in ferie, o meglio, si sposta sì nelle località di villeggiatura, ma proprio per intercettare i vacanzieri che in questo periodo ferragostano non sono in città e tuttavia intendono comunque sostenere l'iniziativa popolare mirata all'indizione di una consultazione referendaria. Come ricordano da Mogliano Veneto i promotori, infatti non è necessario recarsi nel municipio del comune di residenza per sottoscrivere la petizione, così in questo weekend il comitato fa tappa sia al mare che in montagna. Per spronare, per fare capire che si può firmare anche in questi luoghi, raggiungerò sicuramente Jesolo, accompagnato dall'assessore di Jesolo, così come raggiungerò Cortina. Entro il 30 settembre dovranno essere raccolte 500.000 adesioni. Missione difficile ma non impossibile, ripetono i fautori dell'iniziativa. Per questo è stato raggiunto un accordo a livello nazionale con il SILB, l'associazione che raggruppa le imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo. I banchetti saranno così allestiti anche in 3.000 locali in tutta Italia per incassare il consenso pure del popolo della notte, in vista in particolare di un evento in calendario fra un mese. Potremmo immaginare una one night cosiddetta in tutti i locali d'Italia col tavolino, l'autenticatore e la possibilità per tutti i frequentatori di questi locali di sottoscrivere la petizione per abrogare la legge Merlin.